L'accusa è di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Si è rischiata la tragedia sabato sera a Licata. Protagonista un algerino, Sharma Kawal, di 27 anni, che forse in preda ai fumi dell'alcol ha colpito alla testa con una pietra il titolare di un bar del rione Oltreponte, denominato Arcobaleno, di proprietà del licatese SA di 55 anni. Quest'ultimo è stramazzato al suolo ed è stato subito soccorso da alcuni avventori. L'algerino invece se l'è data a gambe. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze e si sono messi alla ricerca dell'extracomunitario, mentre il barista, tramite ambulanza, è stato trasportato in ospedale al San Giacomo d'Altopasso di Licata in gravi condizioni. I carabinieri invece, dopo pochi minuti, sono riusciti a individuare e fermare l'algerino che nel frattempo si trovava in un'altra zona della città. In tasca all'uomo è stato trovato anche un coltello della lunghezza complessiva di 15 cm, posto sotto sequestro. Una volta sottoposto a rilievi dattiloscopici e al fotosegnalamento, il giovane nordafricano è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Agrigento, a disposizione adesso dell'autorità giudiziaria. Il barista invece si trova come detto ricoverato in ospedale e anche se le sue condizioni sono gravi, i medici sono ottimisti. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quello che è successo. Sembra che l'algerino frequentasse il bar Arcobaleno da tempo. Sarebbe stato già ubriaco quando avrebbe chiesto ancora da bere. Al diniego del barista è uscito fuori, ha preso una pietra ed è tornato all'interno dell'esercizio commerciale. Uno scalto fulmineo ed ha colpito SA alla testa.